Fermo convalidato il 45enne accusato di aver aggredito e violentato a Mestre una ragazzina di 11 anni, resta in carcere. Mentre c'è paura tra le famiglie e il parroco, serve il manicomio criminale. Parla Carmine Tondi, il 23enne carabiniere della compagnia di Mestre che grazie a una intuizione giovedì sera dopo la brutale violenza è riuscito ad arrestare lo stupratore seriale. Quarta vittima lungo la Romea, tiri invade la corsia opposta e si schianta contro un furgone, morto l'autista del secondo mezzo, una 53enne della Bassanese residente in Polesine. A Padova ennesima violenza con protagonisti dei minori. Sabato sera la pattuglia della locale è stata aggredita in Piazza dei Signori mentre cercava di sedare una lite tra ragazze. Negli scorsi giorni era emerso il suo nome come possibile candidata alla presidenza della regione per la coalizione di centrosinistra. L'immunologa Viola ha detto no, voglio restare libera. Meteo dichiarata l'allerta meteo gialla nel Veneto centro-orientale, in arrivo forti piogge, rischio valanghe sulle Dolomiti. Lupo a spasso a Cortina, nella centralissima via Roma, video postati sui social, l'appello del sindaco ai cittadini: non dategli confidenza. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. La brutale violenza di Mestre ai danni di una ragazzina di 11 anni in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Con il fermo convalidato resta quindi in carcere il 45enne accusato di aver aggredito e violentato la bambina mentre rientrava a casa. Resta quindi in carcere mentre c'è paura tra le famiglie, con il parroco che dice certi soggetti vanno messi di fatto in manicomio criminale. Ilaria Marchiori. Tutte le risorse, anche quelle che erano a riposo, si sono gettate sulla strada per rintracciare il colpevole e così è avvenuto. Dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine. Resta rinchiuso nel carcere di Venezia, dove all'interrogatorio di garanzia col GIP si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Massimiliano Mulas, il 45enne di origine sarda, accusato di aver aggredito e violentato una ragazzina di 11 anni dopo averla seguita fino a casa mentre rientrava dalla palestra, giovedì pomeriggio. Sono molti gli elementi indiziari a suo carico raccolti dai carabinieri, oltre alla sfilza di precedenti per reati sessuali che l'hanno fatto entrare e uscire dal carcere negli anni. Quella sera Mulas è stato rintracciato sulla base di un fermo di polizia, fuggendo dall'abitazione della ragazzina dove era entrato per compiere l'ennesima brutalità su una giovane vittima indifesa. Aveva infatti perso il portafogli con i documenti. La violenza si è consumata nell'androne del palazzo quando la ragazzina stava per entrare in casa, modalità che il 45enne ha messo in atto altre volte. Lei si era insospettita, era al telefono con un'amica che quando l'ha sentita gridare ha immediatamente lanciato l'allarme. Sconvolta la comunità, dalla parrocchia alla scuola che ha già organizzato incontri per aiutare i compagni di classe ma anche i genitori. C'è paura e incredulità, denuncia il parroco. Non ci sono parole per qualificare questo crimine, non ci sono proprio parole, siamo a livello di una disumanità incredibile. Il curriculum di questa persona, ahimè, è già di per sé pesantissimo e non basta che uno sconti la pena poi è libero come qualsiasi altro cittadino. Se è pericoloso va trattato come persona socialmente pericolosa. Questo è mancato. Al di là della pena, devono anche garantire la sicurezza sociale, quindi io credo che ci voglia anche una giustizia preventiva. Abbiamo bisogno veramente di imparare in questi giorni come fare, perché lo dico per me almeno, così anche per i catechisti della parrocchia eccetera, ci troviamo tutti quanti inadeguati. La piccola vittima e la famiglia hanno ricevuto supporto immediato per far fronte al dramma che li ha investiti. Il Comune ha attivato subito e tuttora tutti i suoi canali supporti sociali nella scuola, con le famiglie, con la comunità scolastica fisiologicamente coinvolta e d'altro canto l'azienda sanitaria ha preso in carico la ragazzina. Anche qui si tratterà di vedere come reagisce di fronte a un trauma che sicuramente si porterà dentro sempre. È un percorso di accompagnamento a più mani dove il Comune sta facendo la sua parte e sicuramente farà tutto quello che sarà nelle sue corde, nelle sue possibilità. Ma questo non doveva accadere, evidenzia Besio, lanciando un appello allo Stato. Lo Stato non può abbassare la testa e far finta di non vedere che ci sono delle situazioni davvero pericolose dove, per quanto tu abbia attivato determinate misure, evidentemente non sono bastevoli e
Queste persone devono essere messe nella condizione di non nuocere, davvero non possiamo attendere che si verifichino altri casi per poter procedere. Questo è sintomo di uno Stato, un sistema che non funziona, perché le risposte arrivano quando è già troppo tardi. E parla Carmine Tondi, il 23enne carabiniere della compagnia di Mestre che grazie a un'intuizione giovedì sera dopo la brutale violenza è riuscito ad arrestare lo stupratore seriale. Carmine Tondi, lei è il carabiniere che è riuscito a fermare lo stupratore seriale. Come ci è riuscito? Sì, sono proprio io. La sera del 10 aprile avevo appena terminato il mio turno di servizio e mi stavo preparando per uscire quando siamo stati avvisati, che siamo venuti a conoscenza che c'era stata una violenza sessuale ai danni di una bambina di 11 anni. Allora prontamente siamo scesi tutti in ufficio e grazie anche al nostro comandante ci siamo dislocati nelle varie zone di Mestre alla ricerca di questo soggetto. Sulla Gazzella in auto con i colleghi, dopo aver battuto a tappeto tutte le zone di Mestre, parchi, aree commerciali, il centro città, l'intuizione arriva ai giardini di Via Piave. Sono trascorse pochissime ore dalla brutale violenza aggravata. Il carabiniere riconosce lo stupratore, sebbene con abiti nuovi appena comprati a Padova, e lo chiama per nome. Transitando in Via Piave abbiamo notato questo soggetto che era molto agitato, nervoso, girava senza una meta. Un soggetto con fare sospetto che chiedeva informazioni, monete a tutte le persone che passavano. E allora prontamente sono sceso dal veicolo e gli chiedevo un documento di riconoscimento e lui mi rispondeva che aveva perso il documento. Allora gli ho chiesto il suo nome e me l'ha riferito e allora prontamente con i miei colleghi l'abbiamo portato in caserma per identificarlo. 23 anni, originario di Napoli, il carabiniere Carmine Tondi, in servizio presso la compagnia di Mestre di Via Milanese. Una volta catturato il pedofilo, il suo primo pensiero è stata la bimba abusata. Sono molto vicina alla famiglia e alla bambina. Grazie alla sua intuizione, da molti viene ora considerato come il paladino della giustizia per essere riuscito ad arrestare in tempi davvero celeri il pedofilo stupratore, ma lui umile risponde così. No, vabbè, ho fatto solo il mio lavoro. La Lega invoca la castrazione chimica, Fratelli d'Italia lancia un monito al governo e il Partito Democratico presenta un'interrogazione parlamentare da ogni parte politica. La richiesta è la stessa, capire perché un soggetto così pericoloso, perché un soggetto del genere fosse libero di agire indisturbato. Il posto adatto per questa persona, che non è un malato di mente ma è uno stupratore seriale, va messo in carcere dopo essere stato castrato chimicamente con una legge approvata dal Parlamento ad hoc, perché lo ripeto, ci sono bambini e donne che non possono avere paura di uscire per la strada, di camminare in libertà e di vivere la propria vita, perché ci sono animali di questo genere pronti ad aggredirle. Soluzione condivisa anche da Fratelli d'Italia, che aggiunge: sarebbe auspicabile davvero arrivare a soluzioni che li rendano inoffensivi. Credo che da parte di chi svolge funzioni all'interno delle istituzioni ci debba essere una presa d'atto rispetto a un problema che esiste e che deve essere necessariamente risolto, quindi capire adesso cosa non ha funzionato è l'aspetto sul quale dobbiamo lavorare, cioè qual è la misura che è mancata? Una domanda che arriva da più fronti e che vuole risposte, come evidenzia anche il Partito Democratico. Sto presentando un'interrogazione parlamentare rivolta sia al Ministro dell'Interno che al Ministro della Giustizia, proprio per avere delle valutazioni su quanto è avvenuto e su perché possa succedere che una persona di questo tipo non sia monitorata, perché azioni fatte nel passato, violenze fatte nel passato, evidentemente facevano di lui un soggetto non pericoloso, pericolosissimo alla luce di quanto è avvenuto. Questo soggetto non è solo uno stupratore seriale, ma è un pedofilo. E davvero si fa difficoltà a comprendere il perché fosse libero. La giustizia deve essere celere, la pena deve essere esemplare e dobbiamo fare in modo che non accadano
queste vicende. La responsabilità politica e delle istituzioni, che non si può affermare al commento a fatto avvenuto, ma deve investire in un controllo sociale, in un monitoraggio, in una prevenzione che richiede un lavoro quotidiano nelle politiche sociali e appunto di prevenzione di quanto accaduto. Ennesimo incidente letale in Romea, la quarta vittima in una settimana. Si tratta di una 53enne residente in Polesine ma originario di Bassano del Grappa. Pochi metri e nemmeno 7 giorni di distanza e si torna a raccontare del sangue che macchia la strada statale Romea. Aveva 53 anni l'autista del furgone, morto questa mattina all'altezza del chilometro 106 nel territorio del comune di Campagna Lupia. Martedì scorso un incidente mortale costato la vita a 3 amici era avvenuto al chilometro 103 a Codevigo. Anche questa mattina l'impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, un tir che viaggiava in direzione Chioggia si è scontrato frontalmente con il furgone che è rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata rovesciandosi lungo il fossato. Le squadre dei vigili del fuoco di Piove di Sacco, Padova e Mira sono giunte sul posto con l'autogru per liberare l'autista del furgone rimasto incastrato tra le ramiere. Purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. La vittima, 53enne, originario di Bassano del Grappa ma residente in provincia di Rovigo, è Paolo Innone. Il conducente del mezzo pesante ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasferito in ospedale ad Olo. Dovrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Padova. Pare che il tir abbia frenato per evitare un rallentamento e abbia sbandato a causa dell'asfalto viscido, invadendo la corsia opposta dove in quel momento stava sopraggiungendo il furgone guidato dalla vittima. Il tratto di strada della Romea è rimasto chiuso per molte ore per consentire il recupero della salma e la messa in sicurezza dei mezzi. Intanto Padova si interroga sull'ennesima violenza tra giovanissimi con una pattuglia della locale che in Piazza dei Signori è stata addirittura aggredita. La richiesta di aiuto alla radio, centrale, veloci, urla l'agente della polizia locale, accerchiato insieme alla collega da centinaia di giovani mentre sta tentando di sedare la lite tra due ragazzine. Le due giovani però continuano ad insultarsi, a tirarsi i capelli. Una, forse quella che ha scatenato l'aggressione, si divincola per scappare dalla vigilessa contro cui si accanisce con una violenza inaudita. La pattuglia della polizia locale era l'unica sabato sera in Piazza dei Signori. Non ci sono agenti in più che possono dedicarsi a una determinata zona, quindi evidentemente se una determinata zona è particolarmente controllata ne va di conseguenza che le altre zone, tutta Padova, sia meno controllate. Noi mesi scorsi avevamo il servizio interforze nelle piazze e sabato sera c'era una volante della polizia locale, punto. Se la zona rossa della stazione è presidiata, il rischio è che il centro rimanga scoperto, sottolinea Bonavina. È capitata questa situazione di sabato sera, ma potrebbe ricapitare, quindi ecco, dobbiamo valutare che non possiamo mandare allo sbaraglio una pattuglia, che sia polizia locale, che sia polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, credo che sia veramente la stessa cosa, ma in certe zone è necessario che ci sia un controllo un po' più importante. Sono le 22 di sabato sera, mentre si consuma la violenza sono tanti i cellulari pronti a riprendere, ma solo due i ragazzi che cercano di fermare la giovane che picchia la vigilessa e che alla fine riesce a scappare. Un'altra cosa sicuramente brutta è il fatto che tutti quei ragazzini che erano lì attorno coi telefonini a riprendere, invece di intervenire, invece di separare queste due ragazze, sembrava quasi le incitassero per avere un video ancora più bello da postare sui social. L'indagine ora sta cercando di capire come sia iniziata la lite, se ci sia stato un furto o una rissa scaturita da un diverbio. Nel frattempo gli agenti accerchiati hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni. A loro la solidarietà dell'assessore e il sostegno del sindacato.
bloccato. Una pattuglia si è sganciata alla zona rossa, e parlo della polizia locale perché chi è intervenuto per prima è stata la polizia locale, altre 2 pattuglie della polizia locale sono intervenute prontamente a difendere i colleghi. Poi ovviamente hanno immobilizzato le 2 ragazze e poi sono state portate negli uffici per evidenti pratiche di identificazione. Nuovo episodio di intossicazione da spray al peperoncino in una scuola del Veronese. È successo questa mattina all'Istituto Alberghiero Carnacina di Valeggio sul Mincio, dove 3 studenti sono stati costretti alle cure dei sanitari del SUEM 118 dopo che un altro ragazzo ha spruzzato lo spray urticante all'interno dell'istituto professionale. I 3 studenti hanno accusato irritazione agli occhi, una bravata che potrebbe essere stata un'emulazione dopo l'episodio di giovedì scorso all'ENAIP di Isola della Scala, dove un'intera classe di 24 studenti era finita all'ospedale. La politica con l'immunologa Antonella Viola che dice no, il suo nome era stato fatto come possibile candidata alla presidenza della Regione del Veneto per il centro-sinistra. Per continuare a nutrire la ricerca, la scienza, la cultura scientifica del Paese, io credo che sia necessario per me rinunciare quindi a questa offerta, seppure importante, vi ringrazio, ma davvero non fa per me. Antonella Viola, come un celebre cantante nell'ultima edizione di Sanremo, Grazie ma no grazie. Con un video sui social network, la scienziata padovana ha detto no alla proposta di candidatura alla presidenza della Regione Veneto che il Partito Democratico le aveva offerto. Io sono onorata ovviamente di questa proposta, devo dire che la prima reazione è stata non sono assolutamente capace di fare una cosa del genere, poi però mi sono resa conto che dietro questa iniziale risposta c'era dietro molto del condizionamento di stereotipi di genere, perché parlando con un paio di colleghi che stimo molto, tutti mi hanno detto ma io lo farei subito al tuo posto, quindi il fatto che per me sembrasse una cosa assurda probabilmente non dipendeva da una questione di competenze ma proprio culturale. Ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione, le attività principali che la dottoressa Viola vuole portare avanti, e legarsi ad una parte politica non lo consentirebbe. La professoressa resta però a disposizione di tutti i candidati. Auguro tutto il meglio a entrambi i candidati che saranno identificati e resto a disposizione naturalmente qualora ci fosse necessità di un consiglio su temi specifici, ma a distanza, in maniera autonoma, indipendente, continuando a seguire la grande passione della mia vita che è la ricerca scientifica. L'attesa fase di maltempo ha iniziato a interessare il Veneto, le previsioni indicano condizioni di tempo spesso perturbato con frequenti piogge, localmente anche forti e abbondanti. Di conseguenza il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica sui bacini Piave, Pedemontano e Livenza Lemene Tagliamento a partire dalla mezzanotte di oggi alle 18 di domani. Dichiarata anche la fase di attenzione per rischio valanghe nell'area delle Dolomiti a partire dalle 6 di domani. Lupo a spasso a Cortina, a proposito di Dolomiti, nella centralissima via Roma, immortalato dalla fotocamera di una cittadina davanti al ristorante Pizzeria Vienna. Eccolo, i 2 video sono stati postati su Facebook e in men che non si dica sono stati condivisi da centinaia di utenti. Sorpresa e un po' di timore per la giovane donna che ha detto di essere salita in auto alla velocità della luce. Il sindaco Gianluca Lorenzi ha avvisato la polizia provinciale che sta effettuando un censimento nel Bellunese. In un avviso rivolto alla cittadinanza, Lorenzi chiede di non mostrarsi confidenti e soprattutto di non dare da mangiare al lupo, se no, ha riferito il primo cittadino, rischiamo di replicare quanto sta già accadendo con i cervi che anziché stare nel bosco sentono forte il richiamo del paese. Per il Veneto invece è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.